Mirko De Girone, il tuo CGC Viareggio sbanca il Capanino 4-3, continua una stagione esaltante, però insomma una partita molto molto equilibrata, decisa tra l'altro da un autogol. Sì, si sapeva che era una partita dura, ne avevamo parlato già nelle interviste che abbiamo fatto in settimana. Questo è un campo molto difficile e il Follonica ha un ottimo allenatore, Sergio è un ottimo allenatore, ha dei giocatori importanti, e Francesco e Davide Banini sono dei giocatori di livello e quindi sapevamo che era dura. D'altro canto noi abbiamo preparato la partita secondo me anche sotto al livello mentale bene. Abbiamo controllato bene in difesa e siamo ripartiti bene e sono molto soddisfatto di questa vittoria naturalmente. Io credo che il 3-3 abbia cambiato un po' tutto perché ha segnato il Follonica, pallina al centro e subito azione, manovrata, due passaggi e il pareggio immediato. Sì, è stata un'azione che si prova in allenamento ed è riuscita bene perché è stata un'azione veramente riuscita alla perfezione e ha rimesso la partita in pari e anche a livello psicologico ci ha dato la carica per affrontare la parte finale della partita. Chiaro, per l'allenatore la prossima domanda è particolare, non so cosa mi risponderà Mirko De Girone, però insomma dopo 2/3 di stagione, vedere questo Viareggio lassù tra le prime, che effetto fa? Siamo molto contenti, molto contenti, la società, i giocatori tutti quanti, però abbiamo molto i piedi per terra perché sappiamo che ogni sabato, e non sono parole di circostanza, basta guardare anche i risultati di stasera, c'è sempre una battaglia, c'è sempre da affrontare la prossima con le pinze e quindi continuiamo nella nostra strada, ma in questo momento siamo molto soddisfatti e anche abbastanza carichi.